La settimana appena passata ha imposto all'intero circuito dei media mondiali un'attenzione quasi esclusiva sul dramma del Giappone. Tutte le aperture dei TG di prime time, ovviamente, sono state dedicate al terremoto, al conseguente tsunami e al terrore nucleare in cui siamo ancora immersi. Mai come in questa tragica occasione siamo stati raggiunti e sommersi da una quantità di immagini che hanno parlato e parlano da sole, di contro al mondo delle parole che spesso hanno latitato o sono state tardive e reticenti. Le migliaia di telecamere fisse, oltre ai video amatoriali, ci hanno portato già dalle prime ore in luoghi e situazioni che in alcuni casi non sono ancora stati raggiunti dai soccorsi. Un dramma globale e globalizzato dai media, molto più che in recenti occasioni come lo tsunami in Estremo Oriente, l'uragano Katrina e il terremoto ad Haiti. Le proporzioni devastanti della sciagura si sono manifestate da subito, anche in contrasto con le cifre e i comunicati ufficiali che hanno denotato parzialità ed incoerenza. L'incubo nucleare è stato vissuto in diretta grazie alle riprese delle esplosioni nei reattori di Fukushima. Si può parlare di uno dei rari casi di vera e propria democrazia delle immagini e di un ruolo determinante dei media, che le ripropongono senza mediazioni, nel permettere alle opinioni pubbliche di riflettere e di formare o modificare orientamenti decisivi, quale quello che riguarda l'approvvigionamento energetico in un mondo sempre più energivoro, ma anche esposto ad un superamento di limiti che sfocia nel rischio dell'autodistruzione. Le riflessioni in corso dei governi dei paesi che nell'ultimo mezzo secolo hanno fatto ricorso all'energia nucleare, i ripensamenti e la probabile modifica dei progetti per il futuro sono proprio il risultato dell'impatto delle immagini sulle diverse opinioni pubbliche. Passando dalle immagini alle parole, alcuni nostri TG hanno impiegato qualche giorno a far proprio l'allarme per il nucleare e a dare adeguato spazio alle voci critiche rispetto al ritorno all'atomo nel nostro paese. Probabilmente alcune testate, soprattutto il TG1 e il TG5, hanno inteso adeguarsi alle posizioni della politica, che nei primissimi giorni ha tacciato di sciacallaggio chi ha riproposto i dubbi e le istanze fatte proprie dal referendum già fissato per giugno. Il quadro si è progressivamente modificato con l'ammorbidirsi delle posizioni del governo che a partire da mercoledì ha aperto la strada a riflessioni e a ripensamenti che lo allineano alle posizioni da subito espresse dagli altri governi occidentali. Per il resto, i nostri TG hanno inevitabilmente compresso la vicenda libica, malgrado queste siano le giornate decisive e più cruente per le operazioni delle truppe e dei mercenari di Gheddafi. In secondo piano, dunque, anche l'incapacità di mobilitazione concreta dei governi, dell'Europa e dell'ONU. Stesso destino per la vicenda sbarchi, con le migliaia di arrivi a Lampedusa e con il dramma dei 35 scomparsi in mare. L'Italia, che compie 150 anni con il corredo delle polemiche per le posizioni leghiste, è presente a partire dalla giornata di martedì su tutte le testate, alcune delle quali si addobbano con il tricolore. Tra i tanti titoli e servizi che hanno seguito le celebrazioni e le manifestazioni spontanee dei cittadini, segnaliamo quello che ci è piaciuto di più: Studio Aperto, che mercoledì sera ci ha portato in una scuola romana, la Carlo Pisacane, frequentata da quasi il 90% di bambini extracomunitari, felicissimi di sentirsi italiani e di festeggiare il compleanno del loro paese. Immagini che ce lo fanno sentire ancora più nostro e più bello.